Adesso sono tutti questi. Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti nella libreria di Post. Questa sera presentiamo il libro Il posto del lavoro nella linea di Renato Rimini. Noi ci sono due autori, il professor Marini, docente di sociologia dei processi economici dell'Università di Padova e editorialista del Sole 24 Ore, la coautrice Irene Domato Rimini, assistente di ricerca e psicologa all'Università di Padova, e conosce anche Alice Petto, che è presidente del diffuso di Confindustria, che ci darà il suo contributo e ci porterà anche la sua testimonianza rispetto ai temi di questo libro. Un libro che appunto è molto orientato sul mondo giovanile, su chi si appresta a entrare nel mondo del lavoro con nuovi passi in questo mondo. Noi insomma siamo stati abituati in tempi relativamente recenti a conoscere i giovani, a sentire rappresentare i giovani come bambozzoni, come Susi o con altre etichette che sono state attribuite in maniera possibile. E il risultato è che adesso c'è quella che il professore definisce una sorta di classico di corso, per cui si può sintetizzare, come dice Oriolo nella presentazione del libro, come uno slogan: lavorare sì, ma con giudizio. Cosa racchiude questa frase, questo slogan che riassume un po' il contenuto del libro? Sì, grazie e buonasera a tutti. Allora, il testo dice di una trasformazione che definiamo carsica, nel senso che non è una trasformazione così visibile, così chiara, no? Di un movimento come potevamo pensarlo anni addietro, ma sta nei comportamenti quotidiani delle persone, delle giovani generazioni. Nel senso che le radici che possiamo ritrovare pre-Covid ancora, le ricerche già ci dicevano allora di un cambiamento culturale che era in corso, di un'attenzione diversa delle giovani generazioni ai tempi del lavoro. Però poi c'è stata c'è stata l'esperienza del Covid, quei 2 anni che in qualche modo hanno dato plasticamente la possibilità alle persone di sperimentare qualcosa che avevano dentro. L'esempio più banale, se volete, è il fatto di poter lavorare da casa. No? Per quasi 2 anni, ciascuno di noi, se non direttamente almeno all'interno della famiglia, ha potuto vedere che un altro mondo era possibile. Solo un numero. Prima del Covid lavorava da remoto in Italia l'1,2% della popolazione dei lavoratori, tutti concentrati nel settore terziario, nella finanza, nella comunicazione e così via. No? Cioè uno scheriante, mentre in altre parti del mondo queste cose erano già più alte. Poi arriva la pandemia, ci sposta tutti da remoto, una parte consistente, e arriviamo circa al 30% di lavoratori che restavano a casa. Oggi siamo tra il 15 e il 20% secondo le stime. Questa è grosso modo l'esperienza. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che quell'esperienza lì ci ha fatto toccare con mano il fatto che non necessariamente io devo andare nel luogo di lavoro per lavorare, ma posso farlo da casa. E facendolo da casa posso anche sistemare una serie di altre dimensioni della mia vita, che sono la cura familiare, che sono il tempo libero, che sono porto fuori il cane in un certo orario anziché la sera, cioè stupidaggine, ma solo per capirci, no? Quindi quell'esperienza lì ha fatto capire, ha fatto vedere, toccare con mano che potevo organizzare la mia vita in modo diverso.
E qual è questo modo diverso? È un modo per cui il lavoro è sì importante, ma ci sono altre dimensioni della nostra vita che sono o altrettanto importanti o addirittura ancora più importanti. E questo fa sì che quando un'azienda offre oggi un posto di lavoro, offre un posto di lavoro a un ragazzo o una ragazza, sì, sicuramente, chiaramente il tema salariale piuttosto che il tema dei diritti è un tema a cui guardano, però c'è flessibilità, c'è welfare, ci sono dei benefits, mi garantisci un percorso di carriera lavorativa o me lo fai intravedere? Bene, allora questa è una proposta che mi piace. Se viceversa, come era, diciamo, il patrimonio culturale, vieni qua, boccia, ti do da lavorare, stai contento, no? Cioè, questa cosa non, sì, magari l'accetti perché hai bisogno di lavorare, ma nel mentre l'accetti hai già non uno, ma due occhi fuori a guardare se trovi qualcos'altro che corrisponde più alle tue aspettative. Allora, questo ci racconta che cosa? Ci racconta che il posto che il lavoro occupa, ecco, il gioco di parole sul titolo, il posto che il lavoro occupa nel mio orizzonte di valori è molto diverso rispetto alle generazioni precedenti. Lo testimoniamo nelle ricerche. Gli over 65, più dei 2/3 ti dice che il lavoro è la cosa più importante della tua vita, lo è insieme ad altre cose. Se vai a guardare le giovani generazioni è esattamente il contrario. Quindi questo ci dice che è in corso questa che è un cambiamento profondo che non si manifesta con proteste da parte dei giovani movimenti, però, come credo Alice possa testimoniare, ormai oggi i colloqui non è più un detto, una battuta, ma è di fatto comune, che alla fine del colloquio è il candidato o la candidata che dice le farò sapere se la sua offerta mi va bene. Cosa che fino a poco tempo fa è esattamente il contrario, cioè il candidato o la candidata e era l'azienda che diceva ma, insomma vediamo se lei ci va bene. No, la cosa si è rovesciata, il che dice come stia cambiando anche il potere contrattuale sul mercato del lavoro. Le giovani generazioni, che sono poche, se sono sempre meno, hanno alzato il loro potere contrattuale nei confronti delle aziende. Gli altrimenti girano, si guardano attorno e vanno da altre parti o addirittura vanno altrove, cioè si spostano per questo. Grazie. Visto che la citata coinvolgiamo subito Alice, volevo chiedere a Alice se si trova in questo scenario descritto dal professore e anche diciamo, nel libro c'è proprio questa scala di valori che vede il lavoro più o meno a metà. Ai primi posti elementi come la famiglia, il tempo libero, il benessere degli amici, e in coda la politica e la religione, che insomma, erano invece i valori che in passato forse erano predominanti. E volevo chiedere anche su questo qual è la tua riflessione. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi trovo molto con quanto ha detto il professore, in quanto poi un po' spiegato nel libro attraverso i numeri. Il tema è sicuramente che oggi è vero che tutto il protocollo si è alzato da parte del lavoratore che hanno un posto di lavoro e in qualche modo noi imprenditori o comunque le aziende si devono porre in maniera diversa e quindi affrontare anche un tema valoriale. Oggi nella mia esperienza, ma poi nell'esperienza di tanti giovani imprenditori che rappresento, loro cercano una prospettiva. Quindi, secondo me, dobbiamo prendere atto, c'è un discorso un po' più ampio, che la nostra società sta ampiamente cambiando. E sta cambiando perché comunque il giovane nel mondo, perché non trova il suo posto, perché sembra spaesato, perché di fatto noi viviamo una prospettiva.
cosa che invece un'azienda può in piccola parte costruire. Ovviamente quando dico che manca una prospettiva nella società è legata al fatto che accadono delle cose, anche sulla rete social o guardando la TV, che un po' demoralizzano un giovane che cresce e deve ambire a dei sogni, deve avere dei sogni, deve sperare in qualcosa, è un po' un elemento che poi accomuna tutti a tutte le età, non è solo i giovani che sogniamo tutti ed è giusto sognare fino all'ultimo giorno. Però sicuramente in un'accezione un po' più ampia a lui viene a mancare, cioè soprattutto una giovane che qualche anno, quindi cercavo lavoro, prima di entrare in azienda, manca un po' una prospettiva. Quello che noi possiamo fare come imprese è sicuramente creare, quindi loro ci chiedono, no, il percorso, non è tanto il loro percorso di crescita all'interno dell'azienda, è il percorso di crescita all'interno dell'azienda. Ed è che valori avete, cioè come si sta nel gruppo di lavoro, che cosa avete fatto prima, che cosa farete, come le persone sono valorizzate, quindi sono tutte tematiche che pongono anche noi, che magari già dobbiamo affrontare la quotidianità, tutti i problemi, anzi, insomma, il meraviglioso mondo dell'imprenditore, dell'impresa, che è quello di raggiungere gli obiettivi economici, di cercare nuovi mercati, di fare in modo che la produzione prosegua, che i servizi siano d'opera ai clienti. Cioè, in mezzo a tutto questo bisogna fare un po' un'analisi di coscienze, perché è un'analisi di coscienza collettiva dell'impresa, e cercare di rispondere a queste tematiche. Quindi poi oggi sicuramente tutti abbiamo a cuore la cura, perché alla fine i primi valori che sono citati anche nel libro, hanno a che fare con la dimensione della cura. E la cosa molto bella che è stata evidenziata anche nei numeri è quella che le nuove generazioni hanno voglia di prendersi cura, tanto quanto la donna, perché poi subentra anche una dimensione di genere in mezzo ai dati, dove insomma vengono confrontate le generazioni, per cui viene richiesta anche questa cosa, cioè il giovane ci chiede, certo, ci chiede il tempo, anche lui, quindi questa è una cosa che ci deve dare sicuramente speranza. E quindi poi la politica e la religione finiscono all'ultimo posto per tutti questi cambiamenti che sono in essere, quindi abbiamo un po' di giovani che magari vanno a votare perché non sanno riconoscersi, non sanno neanche comprendere, no, il linguaggio utilizzato magari nei partiti piuttosto che nell'arte della politica, e diversamente non comprendono la religione, ma perché poi si aggancia un tema di impegno e di responsabilità, perché comunque la religione è rendere sacro qualcosa. E anche come dire, il sacrificio, che molto spesso nelle generazioni è stato legato al lavoro, ma rendere sacro ciò che fai. Cioè la traduzione della parola sacrificio a volte noi la vediamo come un'accezione negativa, in realtà è una cosa positiva, cioè rendiamo sacro quello che facciamo. Quindi va anche raccontato, ma anche spiegato. Ed è una grande responsabilità di tutti noi, chiunque di noi cerca un giovanissimo oggi, deve trovare una significativissima per questo significato. Grazie. Il libro come dire, si basa in larga misura su tre indagini. Una è proprio il monitor del lavoro della meccanica, un'altra è un sondaggio sulla popolazione italiana, in particolare orientato sulle giovani generazioni, condotto per Alibook. E poi c'è un'indagine che ha coinvolto invece Engine, che è l'ente nazionale di sviluppo mondiale, che è presente in diverse regioni, soprattutto a Nord Italia, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, con istituti di formazione professionale. Questa parte è stata curata più da Irene Lovato-Menin, a cui chiedo quindi cosa emerge in particolare da questa indagine più specifica sui giovanissimi, quindi gli studenti di questi percorsi di formazione ancora tra i 15 e i 18 anni. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. Per quanto riguarda questa parte della ricerca che, come dici tu, è andata a indagare come invece vedono il mondo dei lavori i ragazzi che ancora non sono inseriti all'interno di esso, quindi i ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Ne abbiamo intervistati 4.000, con un numero molto ampio, che abbiamo potuto confrontare con un campione di ragazzi dei licei e degli istituti tecnici, e invece sono
un pochino più distanti dal mondo del lavoro rispetto invece ai ragazzi degli enti di formazione professionale, la cui scuola è fatta, come dire, li porta conseguentemente già ad una professione. E quello che secondo me è molto importante e interessante che emerge è che i ragazzi, gli studenti, sono ancora molto fiduciosi sia nei confronti del futuro, nonostante quello che noi possiamo pensare, perché come diceva Alice prima, apriamo i social, vediamo le notizie, il futuro non sembra essere particolarmente roseo, ma i ragazzi più giovani sono particolarmente fiduciosi. Nello stesso tempo si nota questa differenza tra loro e i giovani un pochino più grandi, quindi fascia d'età 18-34, che invece nel mondo del lavoro sono già entrati. E spesso si nota questa disillusione nell'entrare nel mondo del lavoro. Quindi vediamo molti più ragazzini più giovani che dicono che il lavoro sarà la cosa più importante della loro vita, quindi quasi in maniera più simile agli anni 60, come diceva prima il professore, mentre i ragazzi tra i 18 e i 34 diminuiscono coloro quelli che danno così tanta importanza al lavoro proprio perché si entra in contatto con altre dimensioni della vita che sono talmente importanti, come ad esempio la famiglia, gli amici, e quindi anche la richiesta poi ad esempio all'interno delle aziende di welfare oppure di conciliazione vita-lavoro. Ancora i ragazzi giovani vedono nel lavoro particolare rispetto per tutte le professioni, anche per quelle che i ragazzi più grandi di loro giovani considerano come poco appealing, quindi anche il lavoro dell'artigiano, dell'operaio, per i ragazzi delle scuole superiori diventa un lavoro molto importante perché si danno molta dignità. E questo ancora una volta differenzia dai giovani che già lavorano e quindi forse si sono già scontrati con quella che è la realtà del lavoro. Non a caso ho cito un numero, la differenza ad esempio retributiva tra un under 35 e un over 40 è quasi del 1,55, scusatemi, è quasi del 40%. Questa forte differenza che sì, certo è solo lo stipendio, però ci dice anche molto, e ci dice molto se la connettiamo al fatto che già i ragazzi delle superiori, nonostante siano fiduciosi nei confronti del futuro, sono il 40%, quindi 2 su 5 che pensano che le opportunità si possano trovare solo all'estero. Quindi è come se durante la scuola superiore questi ragazzi siano ancora un po' confusi rispetto a quello che il lavoro sarà veramente. Non a caso poi vediamo che nelle loro esperienze lavorative sono in pochi, soprattutto per quanto riguarda i licei e gli istituti tecnici, che pensano che queste esperienze siano importanti e soprattutto utili per decidere del loro futuro. È come se durante la scuola il mondo del lavoro fosse davvero ancora tanto distante da comprenderlo veramente. Bene. A questo punto torno dal professore e vi chiedo rispetto a queste indicazioni o a queste attese che le imprese sono pronte, cosa stanno facendo, riescono a sintonizzarsi sull'invaso, sulle aspettative dei giovani oppure dov'è che c'è soprattutto da lavorare? Poi sbagliamo. Allora, così come i giovani non sono tutti uguali, dopo nell'immaginario collettivo, nelle rappresentazioni sociali, se si parla di giovani, in realtà i giovani sono molto articolati al loro interno, e così come ci sono quelli che hanno, diciamo così, poca voglia di lavorare, ce ne sono anche altrettanti, se non di più, che invece se ben coinvolti lavorano alla grande, quindi è lo stesso discorso che dobbiamo fare con le imprese, nel senso che io quello che noto è che intanto le imprese gestite da giovani generazioni, che non sono tantissime, perché i passaggi generazionali sappiamo che avvengono talvolta con la giovane generazione che ormai è over 60, perché quella precedente non molla, ma insomma questo. Là dove ci sono giovani generazioni che gestiscono le imprese o contribuiscono a gestire l'impresa, questi temi sono avvertiti. Un po' perché anche generazionalmente
diciamo, appartengono a questa sensibilità per cui i giovani della Gen Z, eccetera, sono portatori e quindi in qualche modo si pongono il tema, si pongono il problema. Quindi fare una differenza di carattere generazionale, anche se non in modo esclusivo, perché, insomma, per non dire di una persona come è stato Leonardo Del Vecchio, che vuole fare un prodotto, non ha ragione, un prodotto più avanti con l'età, però noto per questa prima differenza. La seconda differenza è di tipo dimensionale, cioè dove ci sono imprese un po' più strutturate che hanno, diciamo, una divisione interna di carattere manageriale, industriale. Questi temi sono trattati in modo, quello che posso vedere, in modo più consapevole e quindi si mettono in atto delle pratiche che sono, diciamo, più vicine a dare risposte alle sensibilità dei giovani. Quelle più piccole, un po' per la storia dell'imprenditore, perché dobbiamo ricordarci che nei nostri contesti più della metà delle imprese oggi, se facciamo la fotografia, è fatta da ex operai che si sono messi in proprio e hanno messo in piedi l'impresa, piccola impresa, eccetera, eccetera, e quindi sono in qualche modo, hanno un mood culturale che è quello della loro esperienza, per cui fanno fatica a sintonizzarsi su le giovani generazioni. Quelle più strutturate invece, diciamo, hanno più consapevolezza e quindi mettono in atto già, anche da tempo, credo, delle politiche che vengano incontro appunto a queste aspettative. Quindi c'è un mondo un po' variegato, certo è che, a proposito, per il sottotitolo in questo caso del libro, la rivoluzione dei valori della Gen Z. Perché rivoluzione? Perché in realtà queste aspettative che le giovani generazioni manifestano obbligano l'impresa a ripensarsi complessivamente, perché, come mi è capitato di vedere in diversi casi, se tu hai più generazioni dentro l'impresa, anche di lavoratori, no, di comunità diverse, poi che le giovani generazioni vengono lì e ti chiedono la flessibilità, ti chiedono il bene, ti chiedono il percorso. I più adulti, dopo un minuto, se sono lì e ti dicono scusi, ma perché a loro sì e a me li voglio anch'io? Quindi che cosa voglio dire? Che queste aspettative stanno costringendo l'impresa a ripensarsi a 360 gradi, quindi non può dare solo delle risposte mirate, deve riorganizzare tutto l'impianto sostanzialmente. Torno un attimo da Irene Romano, in questo contesto di cambiamento culturale, anzi che come abbiamo definito, sopravvivono comunque degli stereotipi culturali dal punto di vista positivo, ma certamente sotto diverse forme. Quali sono i punti sono anche siete imbattuti e qual è la percezione anche da parte dei giovani in particolare, visto che è seguito questa dimensione rispetto a ad alcune categorie che sono apparentemente più svantaggiate? Allora, ci sono diversi divari, uno di questi lo citavo prima, quindi quello tra giovani e invece fascia della popolazione più avanzata, che non a caso i giovani spesso incontrano innanzitutto un mismatch di competenze, cioè diciamo tra quello che loro sanno e quello che le imprese chiedono, e spesso sono un po' obbligati a questi tirocini spesso sottopagati, quindi come dire, questo gap tra un under 35 e un under 55. Nello stesso tempo ci sono discriminazioni legate ad esempio al genere. Abbiamo in Italia ancora un divario retributivo di genere che si varia solo del 4,3% complessivamente annuale del 43%, quindi in media in un anno una donna guadagna il 43% meno di un uomo. E interessante qui è notare l'opinione delle giovani
generazioni, perché dal punto di vista in generale della sostenibilità, che è un aspetto su cui ora molte imprese stanno anche puntando per essere attrattive, questa parte delle discriminazioni di genere che fa parte della sostenibilità sociale per alcuni giovani non è purtroppo ancora presa in considerazione. Cioè, se noi ci immaginiamo che un giovane possa essere più attento rispetto alle generazioni che l'hanno preceduto, questa cosa non sempre è vera, e anche per quanto riguarda le questioni della sostenibilità ambientale. A volte si vede come i giovani siano quasi più preoccupati rispetto ai posti di lavoro piuttosto che a poter avere delle azioni a lungo termine che facciano capo a questa sostenibilità ambientale. E allo stesso tempo c'è una fascia di popolazione giovane, come diceva prima Daniele. Abbiamo dei giovani che sì, forse sono meno attenti alle discriminazioni, sono meno attenti o hanno meno voglia di lavorare, c'è però un'altra parte che invece è molto attenta un po' a tutto, quindi sia alle discriminazioni che alla parte della sostenibilità sociale, quindi quella che dicevamo prima anche rispetto all'equità di genere all'interno di board delle aziende, alla partecipazione dei lavoratori all'interno delle aziende, e che quindi una volta coinvolta è molto più attiva rispetto è molto attiva rispetto a questi temi che possono essere presi come strumento di attrattività da parte delle imprese, e sono una cosa che i giovani, e penso che magari amici mi potranno correggere se sbaglio, però sono una parte molto attrattiva per tutte le generazioni, sapere che l'impresa è attenta nei confronti di tutte le diverse discriminazioni che sono presenti nel mercato del lavoro. Poi ci sono ancora le discriminazioni nei confronti di stranieri, nonostante siano nel lavoro il 15% di spesso sono costrette a lavori che sono molto al di sotto delle loro competenze. E c'è anche una discriminazione che è emersa in particolar modo dopo il Covid, che è quella delle fasce invece più anziane della popolazione, perché perdere il lavoro che sopra di una certa età è molto più difficile rispetto a perderlo quando si è molto giovani, che hai molte potenzialità e possibilità davanti. E quindi anche questo è un tema a cui fare attenzione, soprattutto notando che adesso siamo in un calo demografico e la popolazione della fascia più anziana diventa molto più presente, e ci sono molte opportunità sia dal punto di vista del mercato ma anche del mercato del lavoro che possono essere sfruttate e sfruttabili in tutta quella che si chiama silver economy. Quindi ci sono diversi temi molto importanti che possono essere indagati più in profondità. Forse quest'ultima che hai citato è una categoria generalmente meno considerata, mentre le altre sono abbastanza note, questa è un'alternativa. Sì, infatti sta molto crescendo, quindi ancora c'è da capire bene come muoversi, e probabilmente molte delle possibilità non sono ancora state scoperte e indagate. Mi collego alla domanda che accennavi, chiedo alla Vice Pretto, è vero che oggi essere attenti alla sostenibilità, all'inclusione rende più attrattivi verso i giovani, che appunto sono pochi, e quindi bisogna cercare di attirarli con tutti gli strumenti possibili. Sì, allora sicuramente la sostenibilità è una cosa che non è solo richiesta dai giovani piuttosto che in generale dalla società, ma è richiesta proprio dai mercati. Quindi comunque le aziende già intraprendono dei percorsi, e chi non lo sta facendo è già in ritardo. Il primo ambito su cui si lavora però è sempre appunto la sostenibilità sociale, che ha a che fare con le persone, perché le aziende vivono di persone. Io non riuscirei a immaginarmi un'azienda senza persone, onestamente, anche se magari qualche modello in giro c'è. Quindi si parte sicuramente da questo, e solitamente sì, una domanda, soprattutto magari da chi arriva preparato per i colloqui, perché fortunatamente insomma qualche scuola prepara anche questi giovani ai colloqui, quindi arrivano con tante domande, che è bello avere un giovane che fa domande all'interno di un'azienda, non solo domande dove chiedono qualcosa per i contratti, ma anche curiosità, e chiedono anche questo, assolutamente sì. Invece abbiamo citato diverse categorie e diverse percezioni. Una delle imprenditrici giovane e donna, che
riassume tutte le caratteristiche utili per questo dibattito. Diciamo, colpisce che la stragrande maggioranza dei lavoratori, ma anche la stragrande maggioranza delle stesse donne, ritenga che oggi la donna possa tranquillamente lavorare in fabbrica, penso che nulla osta al lavoro della donna in fabbrica, poi è sempre così, e quello che è anche la tua esperienza. Allora, diciamo che il libro presenta una prospettiva anche attraverso i numeri, quindi ci sono dei numeri anche che si contraddicono, se non sbaglio, per cui si ritiene che una donna non debba lavorare in fabbrica, poi in realtà le donne stesse votano e dicono no, il 92% di noi, e poi lo so spoiler il 92% di noi dice che assolutamente no, non è vero. Io vi porto l'esempio della mia azienda come imprenditrice, io in produzione ho la maggior parte dei miei lavoratori che sono donne e poi a educarli perché sono eccezionali, almeno per la tipologia del mio lavoro. Poi è vero che sono lavori. Però oggi va un po' sdoganata, ma perché è un concetto culturale per cui oggi ci sono donne ingegneri favolose. Quindi voglio dire, stiamo un po' rompendo tanti schemi, tanti tetti di cristallo, con tanti esempi positivi nel mondo. Quindi sicuramente c'è questa prima dirompenza. Poi anche sull'età, un fenomeno che comunque stiamo notando è che sicuramente è più facile costruire rapporti di lavoro, ad esempio con donne che stanno rientrando nel mercato di lavoro. Perché anche nella mia esperienza di imprenditrice io ho tantissime donne dei 45, 50, 55 anni che stanno rientrando nel mercato del lavoro per mille esigenze, anche per a volte una loro soddisfazione personale e devo dire anche che la gratitudine e l'amore con cui fanno le cose è assolutamente raro e ammirabile, diciamo. Con i giovani invece facciamo tanta fatica, non è tanto per la questione che vogliono delle cose, hanno fatica a prendersi la responsabilità dell'impegno, che la responsabilità è l'abilità di saper rispondere. Quindi come noi imprenditori dobbiamo saper rispondere a queste richieste, dall'altra parte il lavoratore a qualsiasi età deve anche saper rispondere all'impegno che si prende. E oggi i fenomeni in cui firmano i contratti non si presentano, da una statistica io quest'anno l'ho perso conto e ne parlavamo con i imprenditori l'altra sera e siamo molto preoccupati di questo perché al di là dei numeri, diciamo anche dell'età, è un fenomeno che non riusciamo a comprendere. Nonostante tutti gli sforzi che stiamo mettendo in campo, sforzi ma anche un piacere farlo, nel senso che anche quando un'azienda fa un percorso dove si domanda che valori ha, e non lo facciamo noi imprenditori, lo facciamo coralmente, cioè coinvolgiamo tutte le linee perché deve essere una cosa condivisa perché sia sentita, perché se oggi ad esempio la giovane imprenditoria, prima citava il professore, è proprio così quello che sta accadendo, è che si sta comunque cooperando e si sta cercando di condividere gli obiettivi di modo che poi ognuno si senta parte di quell'obiettivo, perché è quello che ci richiede la giovane generazione, ma è quello che anche noi vogliamo come modello di impresa. Quindi chi come me, e in realtà poi magari Confindustria è un caso eccezionale, ma insomma il nostro gruppo giovane è pieno di giovani che veramente si hanno da fare e fortunatamente hanno lo spazio in azienda per poter già decidere, già fare le cose, comunque già a 30 anni, magari non lontano all'età dei 60 anni, sta già portando questo impatto che è molto forte. Sono le aziende che secondo me poi avranno una prospettiva di crescita maggiore rispetto ad altre che anche per una questione culturale, perché non manca la volontà, a volte non manca la conoscenza. Io mi rendo conto che quando mi metto vicino a un giovane dal 2000 in su, prendo un target, io lo guardo e dico insegnami di cui guardo, perché non lo conosco e faccio fatica a comprenderlo. E io posso immedesimarmi in quella difficoltà, magari di 960, 65, che sta guidando l'azienda, nel comprendere la velocità con cui sono avvenuti tutti gli ultimi cambiamenti, dalla rivoluzione digitale alla rivoluzione, sono i cambiamenti di sostenibilità che portano a tutte le normative che poi sono conseguite, comunque richiedono un'accelerazione che non è semplice, facciamo fatica tutti. Però è la traduzione poi di quello che ci viene chiesto, quindi è sfidante non solo per le imprese, io penso che sia sfidante per ognuno di noi come cittadino, una comunità, che poi è la società, che poi è il territorio dove viviamo. Quindi deve esserci un impegno da tutti che è legato alla responsabilità.
Prego. aggiungermi a questo perché tocca un tema che secondo me che poco, su quale si guarda poco ma che in realtà è fondamentale. E cioè che per le giovani generazioni, non solo, ma soprattutto per queste generazioni, non c'è soltanto un tema di preparazione professionale, cioè di saper fare un lavoro, ma proprio perché è cambiato il contesto culturale, bisogna impegnarsi sul tema della educazione al lavoro, che è esattamente le cose che stava dicendo Alice, cioè che quello vuol dire essere responsabili all'interno di un luogo di lavoro, poi è essere responsabili poi in generale della propria vita, no? Cioè, qual è il posto che il lavoro occupa nella tua vita? Cioè, perché lavorare? Adesso mi rendo conto che stiamo facendo, però in realtà se ci pensiamo bene, sono le cose che appartenevano alle generazioni precedenti e che si sono smesse nel tempo perché la società industriale ormai è indirizzata, diciamo, il modo di lavorare che avevano tutti e così via. Ma in realtà il contesto nuovo, le strumentazioni digitali, la flessibilità, con Bauman, la fluidità che caratterizza si sono rotti tutti i confini mentali, i confini lavorativi, cioè tutti i confini. E noi abbiamo delle generazioni che da questo punto di vista sono, tra virgolette, spaesati, cioè fanno fatica a trovare dei punti di riferimento. No? Allora, le scuole tendenzialmente non fanno un lavoro di tipo anche educativo, dal punto di vista professionale. Gli enti di formazione professionale, perché hanno una matrice cattolica, eccetera, cercano, ma sono una minoranza. Allora, tornare a riflettere sulla educazione al lavoro, che è fatta di una serie di valori, dovrebbe essere un tema chiave per le istituzioni formative, perché anche le famiglie sono un po' così, in balia. Quindi questo tema mi Perché poi è quello che sembra... sta avvenendo nelle aziende, si stanno creando delle accademie all'interno delle aziende stesse che in mancanza di competenze, in mancanza anche di questa sorta di educazione, creano questi percorsi, ma anche aziende, devo dire, non per forza grandi, anche piccole aziende creano delle piccole accademie e quindi con i nuovi assunti, ma anche con i dipendenti e con tutti i collaboratori creano queste mini classi, l'ho vissuta anch'io, non voglio dare nome accademia, ma in sostanza è la stessa cosa, dove proprio si discute di cos'è il lavoro di squadra, cosa significa condividere degli obiettivi, cosa significa essere responsabile di qualcosa, non solo della tua mansione quotidiana, ma anche di altre persone, perché potete immaginare che ci sono dei responsabili, che c'è uno che tra virgolette c'è chi guida, ma poi ci sono tante persone, no, che devono aiutare gli altri a portare avanti gli obiettivi, più tutte poi le competenze che magari vogliono approfondire del settore dell'azienda. Ed è proprio quello che un po' di cui si sta facendo carico il mondo imprenditoriale. Da una parte è una bella cosa, dall'altra potete immaginare che è comunque un più al lavoro di tutti i giorni. Piacevole, ma sempre sforzo. Sì, diciamo che un po' ti senti anche solo su questa cosa qua, perché per quanto poi cerchiamo di collaborare con il mondo della scuola, però il mondo della scuola è anche una direzione statale, i programmi, una cosa che poi digitano in maniera molto più ampia, quindi su cui ci sono professori che hanno una sensibilità diversa e allora hanno premura di portare i loro studenti a fare le esperienze, ne parlavamo prima. Ci sono altri che magari seguono degli schemi prefissati e in qualche modo i giovani perdono la possibilità di fare delle esperienze, quindi tocca poi a tutti gli altri attori che i giovani. E a questo proposito poi ci avviamo verso la conclusione, però nel libro viene citata più di un'occasione, mi sembra, l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro che era stata
quindi introdotta la Renzi, poi abolita, e adesso mentre dice parlava perché appunto forse quella era un'esperienza che contribuiva a lasciare le imprese un po' meno sole, e chiedo se è stata un'esperienza che vale la pena di riprendere anche alla luce dei risultati che vengono presentati nella nostra. Assolutamente sì, nel senso che noi un secolo fa Gentile ha fatto la riforma della scuola, no? E l'ha divisa in una piramide che vede all'apice i licei, poi gli istituti tecnici, i professionali e poi arrivano nel tempo gli enti di formazione professionale di carattere regionale. No? Perché? Perché allora si doveva formare l'elite del nuovo Stato che si stava allora creando, e creato, bisognava creare un'elite, e si riteneva che il lavoro intellettuale fosse il top, no? Mentre il lavoro manuale era lasciato ai classi meno abili. Ora, quella separazione tra intellettuale e manuale, noi ce la stiamo portando ancora dietro. Perché un ragazzo che alle medie è bravo viene indirizzato a fare il liceo, no? Uno che è meno bravo vai al tecnico, se proprio non ne vuoi studiare, vai a fare il professionale. No? Cioè, questa è, ancora oggi non è mai che un ragazzo o una ragazza che sia bocciata all'istituto tecnico l'anno dopo si iscrive a un liceo. Si iscrive a una scuola ritenuta, diciamo così, più bassa dal punto di vista delle difficoltà intellettuali. Bene. Allora, questa è una divisione che nel mondo del lavoro non ha più senso di esistere, perché il lavoro manuale, il lavoro manuale e il lavoro intellettuale sono ormai fusi in qualcosa. Io vedo il mio tecnico che viene a farmi tutti gli anni a settembre la misurazione della caldaia, se i fumi sono a posto. No? E allora negli ultimi anni non viene più vestito, diciamo, con una tuta, ma viene con una giacchetta, una camicia e una borsetta, una 24 ore di metallo, che quando la apre sembra quella di James Bond, no? È piena di cose elettroniche. Dopodiché lui l'unica cosa di manuale che fa è quella di aprire la scatola d'aria, comincia a infilare jet a destra e a sinistra, torna dentro, apre la sua valigetta, ha uno smartwatch, digita, stampandina e mi viene fuori la fattura. Ok? Allora, con lui, questo fa un lavoro manuale, fa un lavoro più. Cioè, cosa voglio dire? Che dobbiamo provare a uscire da queste logiche e quindi, in questo senso, bisognerebbe aiutare le giovani generazioni a sperimentare il lavoro finché si studia. Un po' come fanno, fortunatamente, anche se limitatamente, gli enti di formazione professionale che sperimentano il duale, che è quello che in Germania invece fanno. Cioè, due percorsi paralleli per cui uno arriva a laurearsi lavorando, perché c'è il sistema di apprendimento in contesto lavorativo. Cioè, non è minus rispetto all'altro, è un altro percorso. Serve anche a vedere un po' più chiaro su cos'è il Forse del lavoro. questo assolutamente, assolutamente. Bene, direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa molta e lascerei la parola a pubblico se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Sì, così ci serve. Okay. Allora, volevo chiederle, io collaboro con diverse aziende come consulente e collaboro con delle aziende familiari, anche grosse, sulla parte HR, aziendali, e mi sono trovato in più di qualche situazione che descrive praticamente quello che è stato detto fino adesso. E in particolare vedo nelle aziende familiari questa proprio
questa cesura, questa distanza enorme tra la mentalità dei candidati che arrivano in azienda e i proprietari e gli imprenditori. Cioè, gli imprenditori non riescono cioè, non accettano un certo tipo di comportamento. Qui stiamo parlando di cercare di comprendersi, di capire, eccetera. Però c'è una completa diniego, diciamo, c'è un completo diniego tra le posizioni di una parte e quelle di un'altra. Cioè il fatto di dire quello che è stato detto prima, che io verifico quotidianamente da 20 anni, ma soprattutto in questi 4-5 anni, ok, fammi un'offerta e io poi valuto secondo delle mie esigenze. Viene vista come un affronto personale, spesso. Cioè si va proprio sul personale. E non è che sia, lo dico al professore, anche una questione psicologica. Cioè, io, imprenditore, ho avuto successo seguendo un certo tipo di percorso professionale, non so, ero operaio quando avevo 20 anni alla Carraro, sono casi anche reali, insomma. Ho fatto un certo percorso professionale, sono diventato ricco, sono diventato potente e adesso la mia scala di valori me la sono creata col tempo, è questo, tra cui, non lo so, tipicamente Veneto, che alzo è 4,5 eccetera, eccetera. Per cui tu, se vuoi lavorare qui, devi in qualche maniera ricalcare questa scala di valori. Perché se non lo fai, sei una persona completamente diversa da me, per cui per me non vai bene. Allora, io che sono sempre in mezzo a queste due posizioni, perché presento spesso candidati, mi trovo a dover fare da tramite tra due posizioni distanti anni luce. Oggi parlavo con un'imprenditrice di un'azienda che aveva 150 dipendenti e mi ha detto per favore io non voglio neppure incontrare dei giovani. Cioè, mi ha detto proprio, non voglio neanche vederli, cioè non mi devi proprio presentare. E qui non si sta parlando, c'è qualcosa di gravetto, insomma, ok. Sto dicendo proprio no, non se ne parla proprio. Allora c'è, e mi viene in mente certe volte il nonnismo, un po', cioè che è quello che succedeva nelle caserme, cioè chi ha fatto, insomma io tolgo una certa età, però chi ha fatto 12 mesi di un certo percorso arriva e dopo dice guarda, questa cosa era dura anche per me all'inizio, però te la fai anche tu perché funziona così. Okay? E non la vedo tanto bene questa cosa, nel senso che cioè, sono un po' preoccupato, obiettivamente sono un po' preoccupato perché io non riesco personalmente, cioè, certe volte riesco a avvicinare queste posizioni anche attraverso figure intermedie che lavorano perché queste cose succedano. È chiaro, nella multinazionale non mi trovo in situazioni di questo tipo, non mi trovo a gestire questo. In aziende gestite da persone relativamente giovani, sì, c'è comunque il desiderio di comprensione, ma mi trovo proprio in situazioni in cui c'è un rifiuto totale di questa cosa. Non so se corrisponde a quello che mi viene, ma vorrei capire da dove, se come ho interpretato io nasce da un sistema valoriale personale e quindi da qualcosa di psicologico, se c'è qualche altra cosa, o il fatto di non avere il controllo, per esempio. Cioè non vedo le persone dentro, quindi non ho il controllo cioè non vedo la bottega che gira, che funziona. Grazie. Io lei un professore penso che nell'ambito della psicologia magari non so se pensiamo. C'è sicuramente un aspetto di natura psicologica di questa cosa. Ma tenere presente, secondo me è come un cinese e un italiano che cercano di parlare la stessa lingua. No, c'è un problema di codici. No? Allora, l'imprenditore, o adesso immagino imprenditore e imprenditrice, insomma, dell'epoca precedente, appunto, ha vissuto il mettersi in proprio, il mettere l'impresa, eccetera, con il codice del riscatto sociale.
Cioè io mi metto in proprio e così costruisco il mio benessere. Benessere mio, di quelli che lavorano lì, del territorio, cioè questo elemento per le giovani generazioni non c'è, cioè perché non cercano nel lavoro un riscatto sociale. Fortunatamente siamo in un contesto dove il benessere è diffuso ed è mantenuto ormai da tanti anni, per cui per le giovani generazioni il lavoro è una opzione, è una scelta, non è una necessità per diventare qualcosa. Non so se mi dite. Cioè, il lavoro è letto secondo la lente della gratificazione personale, che non è, no, cioè faccio questa cosa qui perché insomma in qualche misura mi soddisfa, no? Se non mi soddisfa, non tanto bene. Allora, torno al tema, perché rivoluzione? Perché un compito educativo dovrebbero farlo anche gli stessi imprenditori. Perché c'è un tema di consapevolezza che tu hai davanti un cinese, non hai un vento. E devi parlare la lingua del cinese. Con questo non vuol dire, sia chiaro, che mi devo abbassare a tutto quello che mi dice il cinese. Scusate, questa metafora, cosa mi spiego? Però devi trovare un punto di convergenza, cioè un linguaggio comune. E se le giovani generazioni, tu vuoi parlare alle giovani generazioni, devi cercare di capire che cosa ti chiedono, che cosa ti vogliono dire. Ma questo è un lavoro culturale che devono fare anche gli imprenditori. Non si scappa dal tema dell'educazione. Sì. Irene Alice, volete aggiungere qualcosa? Sì, mi allaccio, visto che insomma, mi sento presa in causa. Più che ricchi e potenti, secondo me, cioè, i più grandi che abbiamo conosciuto hanno un'unità spaziale e è più una loro cosa dare alle 4:30 di mattina, no? E vogliono un buon esempio, questo è vero. Però figure magari come la sua sono anche quella che serve per insegnare a dialogare, perché io non nascondo che anche io ho utilizzato dei consulenti che mi aiutassero a saper interpretare questi nuovi linguaggi, perché effettivamente io ho 31 anni, non so se sono categoria 18-34, diciamo, facciamo così. Anche io ho avuto delle difficoltà e mi sono resa conto, perché come dicevo prima, anche gli imprenditori si deve formare, non è che siamo nati imparati, nonostante come dire, magari hanno 30-40 anni di esperienza, hanno sicuramente una loro scala valoriale, però l'esercizio è portare questa scala valoriale al fatto che sia condivisa. Magari scoprire anche che dall'altra parte possono esserci dei valori diversi. Quello è un grande esercizio, non lo fanno tutti, però soprattutto magari quando ci sono più dipendenti, immagino, e più immagino che sia abbastanza complesso, e lì magari allora bisogna delegare a delle figure che sono diciamo manager, piuttosto che figure che possono aiutarci a cercare, ad avvicinare questo mismatch generazionale che c'è. È vero anche che oggi l'azienda continua fino a 5 generazioni, immaginate di linguaggi che bisogna utilizzare, però io ho visto che quando si riesce anche a farli dialogare tra loro, succedono cose meravigliose. Sicuramente è preoccupante, però è vero anche che il mondo sta andando talmente veloce che sono i primi che stanno iniziando a fare un passo indietro. O viceversa scopriamo che sono in realtà degli imprenditori dominati che nonostante siano arrivati, tra virgolette, arrivati nei loro obiettivi personali, hanno ancora la voglia di mettersi in discussione e quindi di mettere in discussione l'azienda attraverso tutti i percorsi di sostenibilità piuttosto che mille altri progetti. Quindi questa è magari la parte positiva, è giusta la preoccupazione, però è giusto comprendere che anche l'imprenditore non è un mito, è una persona. No, adesso si riesce, scusa Presidente, però io ci sto riuscendo, però È un lavorato, quando prima ha detto non voglio vedere giovani. no, questo va bene, è un caso. No, però posso capirlo, perché soprattutto se cerchi una figura che ti deve aiutare magari a sbloccare delle situazioni, e effettivamente un giovane comunque devi coltivarlo, devi formarlo e la formazione richiede tempo, e i giovani non rimane. Cioè, tu sai che tutta la formazione che fai è una formazione veramente per la società, per la comunità, per l'imprenditore che lo vuole della vita. Perché non rimane proprio perché sta esplorando sta facendo quello che faremo tutti, sta esplorando il mondo, no? Quindi bisogna avere anche questa consapevolezza. Poi magari che hai 35, 40 anni, come prima diceva il professore, anche con una
dove effettivamente allora inizia a consolidare, non ben chiaro cosa vogliono. Però effettivamente pensare a città anche io mi ricordo quando insomma anche io mi sono scontrata con un lavoro, mi sono scontrata con un lavoro, ho fatto 5-6 stage anch'io, sottopagatissima, però oggi sono grata di quel percorso perché se ci penso, le difficoltà che ho avuto poi nel ruolo di imprenditrice, dico se non avessi fatto quelle esperienze che mi hanno anche non gratificato, a parte che poi sono state anche dure, però magari non avrei avuto certezza. Era un po' una conciliazione ed è una responsabilità veramente di tutti noi, appena intercettiamo un giovane in qualsiasi veramente magari anche in parrocchia, da sotto il banale, cercare di trasmettere qualcosa di positivo e di queste cose di cui parliamo, anche spiegare i nostri linguaggi, perché noi facciamo lo sforzo, anche la generazione deve capire, deve provare a porsi in maniera diversa, perché la mia generazione è un ambiente serio, andiamo a votare, perché a volte è questo che succede. No, scusa, una cosa che io non prendo in considerazione, nel senso che non sto, ma no, allora, non sto dicendo, cioè il mio compito è quello di fare da tramite e di fare in modo che le cose vadano bene. Solo che vedo che c'è molto di vario, insomma. Adesso per citare aneddoti, mi sono trovato qualche mese fa con un imprenditore che fa 60 milioni di fatturato, è un settore considerato probabilmente il migliore in Italia, che ha detto in colloquio, di fronte al candidato, ma insomma, una tosa, una femmina da stare in casa con noi. Okay? Quindi insomma. Ci dissociamo proprio. No, ti sto parlando di un'azienda che fa 60 milioni di fatturato con un utile dopo le tasse di 15 milioni. Okay? Quindi stiamo parlando di un'azienda che non è di successo, cioè è un numero che fa abbastanza scalpore, insomma, è un numero importante. Quindi sono aziende molto product oriented o commercialmente molto forti, che però hanno un gap ancora da questo punto di vista della delega, per esempio, okay? Perché c'è una figura geniale che fa tutto e fa tutto bene, perfettamente, ha qualche ancora difficoltà di fare questo. Un grande rischio di presa. Il rischio è una persona che ha 75 anni, il rischio è quello, insomma, vabbè, siamo capiti. Grazie. Visto che siamo in chiusura, chiedo se c'è per caso un'altra domanda velocissima. Io volevo dire qualcosa. Io lavoro in ufficio stage, quindi di Padova, e devo dire che ogni giorno mi scontro con i ragazzi che sono scontenti di stage. E mi domando come sia possibile farli passare da una parte l'amore e il fatto che fare uno stage possa rappresentare anche uno step utile. Perché molto spesso viene visto come uno scalino che deve essere fatto perché è scritto per propri studi, perché non servono i crediti, eccetera, eccetera, e non come un'esperienza che mi servirà per crescere, o almeno per capire cosa mi piace e cosa mi piace. E la prima domanda che mi fanno tutti è: io non voglio fare lo stage, io voglio un lavoro, lo voglio anche in agile. E quindi è veramente difficile poi riuscire a passare il messaggio che forse anche per le prime esperienze è bene andare in azienda, che si può studiare per l'agile, ma c'è facciamo un secondo momento, quando veramente poi ci saranno delle esigenze di famiglia da conciliare. Perché all'inizio è necessario, è doveroso forse fare dei passaggi in azienda. Però anche per me, che mi sento più vicina a iscrivermi all'università per 35 anni, è veramente fatica a passare questo messaggio. Mi chiedo quali possono essere le chiavi di lettura che si possono fornire per arrivare a capire che c'è anche questo step da fare e che non devono essere vissuti appunto solo come un obbligo. Vuole rispondere velocemente? Ma adesso commentavamo l'educazione al lavoro, cioè torniamo sempre lì, nel senso che anch'io dopo la triennale, il master, cioè ho fatto il primo percorso, sta in realtà
Oggi penso che sia una cosa meravigliosa, perché so bisogno, perché so bisogno di fare uno scambio, non lo so fare, non so anche arraggio anche. Però bisogna imparare tutti gli aspetti del lavoro. Il lavoro prevede anche un'operatività che deve dare a tutti per scontato. E siccome quando sono stato in un lavoro sono stato malissimo, nonostante fosse qualcosa di vicino all'azienda, cioè comunque ero libera di fare il mio percorso, fortunatamente. Quindi ho voluto farlo, ho esplorato tutto da lavori diversi, attraverso questi stage, come ho detto prima. Però veramente in ogni lavoro ho imparato a mettere le mani in pasta. Cioè, mi ha insegnato qualcosa che prima non sapevo. E capisco che sia difficile, ma perché è quasi la scuola che ti carica in un'aspettativa, che poi è caricata anche da tutto il resto degli social, fondamentalmente, ti carica in un'aspettativa così alta che nel mondo del lavoro dici, ah, devo fare questa cosa qua. Questa è una cavolata. Invece le aziende si basano su piccole azioni quotidiane, su piccole cose operative che devi fare, caricare il anche il buon Excel è un oscuro per molti, piuttosto che fare uno scanner, piuttosto che sempre archiviare dei documenti, fa parte della vita di un'azienda. E quindi probabilmente forse l'università potrebbe pensare a un'educazione al lavoro in questi casi qui. Quindi come risposta mi verrebbe questa, perché anche io mi sono trovata in quella situazione, l'ho affrontata, l'ho portata a termine su quest'anno, sono arrivata fino alla fine delle date, ci sono arrivata e oggi in realtà ne sono grata perché ho capito il significato di quel momento. Però dopo lo stage sì è curriculare, ma in realtà cioè, forse non dovrebbe esserci nei programmi, dovrebbe essere una volontà del giovane che voglio andare in azienda anche perché lavoro agile. Anche io ce l'avevo e ce l'avevo per ovviamente che aveva le necessità di averlo. Però vivere la vita di un'azienda non è un lavoro, posso quello, è anche vivere, bere caffè con il collega, e condividere, anche saper stare in un gruppo di persone, che è quando l'educazione è la vita stessa. Quindi ti metto la mano sulla spalla, ecco, per quei momenti lì, però bisogna farli capire che è proprio un passaggio della vita, va fatto, perché poi anche se io nelle aziende ci devo lavorare, quindi non posso dare se non hai idea di come sia fatta la mia azienda. Non hai idea. Cioè, quindi tu stai a casa, ma cosa fai? Io perché posso darti degli obiettivi, li posso anche misurare, ma poi non hai idea, cioè adesso io ho una azienda produttiva, ma se non hai idea di come è fatta quella cosa, ti passano 1000 codici davanti e quindi mi dispiace che non abbiamo questa curiosità qua. Poi è anche stato un compito nostro quello di aprire le porte e far vedere che non ci sono le fabbriche nelle aziende, perché oggi ci sono aziende dove non mangiare per terra, ma quanto belle sono le fabbriche. Io ho visto degli ambienti che ho detto, prima che io lavorare con perché cioè, bellissimi tutti i piani, questi macchinari, ultra, sono bruttissimi. Quindi rimane questo mismatch anche culturale, adesso qui dobbiamo lavorare tutti. Se posso aggiungere una cosa, io ho fatto psicologia all'Università di Padova e abbiamo più di 1000, avevamo poi scambiato 1650 più 250 ore di tirocinio e tutti noi non vedevamo l'ora di fare il tirocinio, nello stesso tempo c'era un Excel molto scarso di aziende, imprese in cui potevamo fare il tirocinio e da questo quando lavoravamo non si poteva mai. Una volta non potevi perché eri triennale magistrale, una volta non potevi perché fosse erano finiti. Una mia amica aveva questo Excel fatto da lei perché le aziende che aveva chiamato e tutti quelli che non avevano risposto e quello che aveva scritto mail non partiva anni prima rispetto al tirocinio. Quindi forse se mettiamo un tirocinio curricolare obbligatorio, che penso che sia correttissimo perché è quello che ti mostra un po' quella cosa di io vedo il lavoro prima di iniziare a lavorare, so dove mi voglio specializzare, so dove fare la magistrale, so dove voglio occupare quando andrò a trovare per il primo lavoro, eccetera, eccetera, anzi magari mi crea un'opportunità di primo lavoro, allo stesso tempo diventa un'esperienza molto faticosa, molto frustrante, delle volte arrivi nessuna voglia di accollarsi uno studente che deve formare e a cui deve stare dietro e finisce per vai a fare le fotocopie che però non, cioè, ti danno qualcosa, forse no, perché magari darebbe più assistere a delle riunioni, cioè non fare cose, ma almeno poter assistere a cose, invece spesso sei proprio lì perché devi, quindi forse anche un po' un lavoro da entrambe le parti, cioè penso che anche per l'azienda sia faticoso
avere qualcun altro di cui farsi carico che potenzialmente non ti dà nessun valore aggiunto, lo stai solamente formando, che però per noi studenti è molto molto importante. Quindi forse anche questo è un po' lo ostacolo molto grande per me nell'esperienza di psicologia che gli studenti incontrano. E poi per la parte del lavoro agile non so cosa dire, nessuno di noi chiedeva perché. Però sì, cioè, secondo me un po' se chiedeste anche all'università, nessuno c'era mai, non c'erano degli incontri in cui si parlava di tirocini, si parlava di come fare, dove andare. Spesso tanti lavori che tu puoi fare come psicologo, che per un'esperienza, nemmeno li sapevo quando facevo la triennale, quindi forse sarebbe importante. Veramente flash perché siamo oltre. Successivamente perché lo devo fare, perché Sara è anche rappresentata di università, che sono manager di azienda e mi consente di mantenere il progetto di dimostrare che lo può fare una persona che questo progetto sono che vede l'università è bellissimo, almeno c'è che anche la lezione signor, con persone che più di 40 anni, di dimostrare ai ragazzi cosa c'è dopo un certo tipo di formazione. Penso che questo sia importante per i nostri giovani, vedere cosa c'è dopo, perché anch'io vorrei lavorare nel settore del lavoro, non ho idea di Probabilmente anche il mentoring forse la direzione dell'educazione di cui parlavamo. Siamo andati oltre dei tempi, quindi ringrazio tutti voi per essere venuti, ringrazio i relatori e buona continuazione alla prossima settimana.